Pomeriggio, sono Fulvio Michiretto, sono un docente presso la sede di ENAIP Cittadella, docente sull'area industriale, quindi meccanica industriale, e nell'area di saldo-carpenteria. Sono un tecnologo delle saldature e sono qui per spiegarvi come verrà svolto il corso che si terrà, diciamo, parte in formazione a distanza, quindi in FAD, e parte in laboratorio. Allora, nel nostro programma del corso andremo a trattare questi argomenti. Allora, tipi di processi per la saldatura di leghe e metalli, quindi che tipologie di macchine andremo a conoscere, quindi saldatura tramite TIG, MIG-MAG, elettrodo, rivestito, a gas, quindi saldatura ossicetilenica, secondo la norma per la qualifica dei saldatori, che è una UNI ISO 9606. Poi le norme nel disegno tecnico, la lettura delle VPS, i patentini di saldatura, poi andremo a vedere le simbologie delle saldature e le norme di sicurezza, la saldabilità dei materiali, quindi degli acciai, delle leghe e dei materiali dissimili, elementi di saldatura MIG-MAG, quindi come saranno composte le macchine, di che parti, quindi elettrodo, TIG o ossicetilenica, manutenzione delle macchine, impianti di saldatura, quindi loro componenti, caratteristiche elettriche, materiali d'apporto, tipologie e sistemi di trasferimento, tipologie di gas per la saldatura, tipi di giunti, metodi per la preparazione del materiale di base, difetti delle sellature e metodi per il controllo. Come ho già detto, il percorso didattico avrà lezioni teoriche eseguite in FAD e lezioni pratiche in laboratorio. Allora, piccoli esempi di processi di saldatura. TIG, MIG-MAG, elettrodo, a gas e saldatura ad arco sommerso. Ho introdotto anche la saldatura ad arco sommerso che non avevo messo diciamo inizialmente nel programma, perché è un tipo di saldatura molto utilizzato nell'industria. Partiamo però dal TIG. Allora, cos'è il TIG? Il TIG è un tipo di saldatura che chiaramente, già dal nome Tungsten Inert Gas, sfrutta l'arco elettrico che si crea tra un elettrodo infusibile in tungsteno e il nostro materiale di base, quindi il nostro materiale che dobbiamo saldare. Questo tipo di processo di saldatura è un processo di saldatura molto utilizzato, soprattutto su diciamo, industrie che lavorano materiali sottili, sia di acciaio inox che di alluminio. È molto utilizzato perché è un processo di saldatura che realizza dei cordoni diciamo con un'ottima qualità e sfrutta un gas di protezione detto gas inerte argon, quindi argon o miscele di argon con elio o anche altri tipi di miscele, però sempre strettamente legati all'argon. Poi cosa abbiamo? Andremo allora dal TIG, abbiamo la possibilità di conoscere anche il MIG-MAG. MIG-MAG, tipo di saldatura molto produttivo, quindi molto più veloce del TIG, con la possibilità di saldare più materiali, anche il MIG-MAG,
sol che la differenza è che sfrutta il sistema di una bobina di filo spinta, diciamo, trainata tramite un motore che tramite dei rulli spinge questo filo e questo filo esce da una torcia per poi far scoccare l'arco sul pezzo e creare un cordone di saldatura. Diciamo che principalmente viene utilizzato perché è un procedimento molto veloce ed è un procedimento che può saldare, diciamo, quasi tutti i materiali e sfrutta sempre il gas. Allora, gas abbiamo una differenza, abbiamo MIG e MAG, cioè la stessa macchina, solo che il MIG è per essere utilizzato per la saldatura di acciaio inox o alluminio, quindi sfrutta un gas inerte sempre, argon, mentre il MAG viene utilizzato per la saldatura di carbon steel, praticamente acciaio e carbonio, e sfrutta un gas ossidante, quindi il CO2. Molto più produttivo, ripeto, perché ha poco spreco, perché non abbiamo spreco nella saldatura col filo, tranne quando dobbiamo cambiare la bobina di filo perché è finita, quindi massimo di spreco è la lunghezza della torcia di saldatura, però molto utilizzata nell'industria come processo di saldatura. Poi andremo a provare anche e a conoscere la tecnica, quindi il processo di saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito, un processo di saldatura che è già da un bel pezzo che è nel mercato, però ancora ad oggi viene molto utilizzato perché soprattutto diciamo su impianti dove abbiamo tubi con gas in pressione all'interno, è ancora uno dei procedimenti di saldatura che a livello di qualità meccanica del giunto è ancora uno tra i più migliori, tra i migliori diciamo. E questo tipo di procedimento sfrutta un elettrodo, quindi un elettrodo di diverse tipologie, può essere, non so, un elettrodo rutile, un basico, un elettrodo cellulosico, dipende sempre dal tipo di posizione e dal tipo di giunto che dobbiamo fare. Come pro, come ho già detto, è un sistema, diciamo un processo che realizza un cordone di ottimo aspetto, però come difetti abbiamo che economicamente non è attualmente un processo che realizza saldature con delle tempistiche ridotte. Vorrei dire, ogni qualvolta che io mi interrompo per sostituire l'elettrodo perdo del tempo, oppure ho un gran consumo di materiale d'apporto perché con l'elettrodo rivestito sfrutto solo, esempio, il 60% dell'elettrodo e il rimanente diventa come scarto. Poi tratteremo anche la saldatura a gas, quindi la saldatura, nel nostro caso ossio-acetilenica, quindi saldatura molto antica anche questa, che ad oggi viene ancora utilizzata, soprattutto dove si fanno impianti, anche impianti di refrigerazione e impianti dove abbiamo bisogno di fondere materiale d'apporto. E questo tipo di processo sfrutta questi due gas, quindi ossigeno e acetilene, che combinati assieme danno una fiamma che emette un calore molto, diciamo molto importante, quindi molto alto,
per far sì che possiamo fondere anche il materiale di base. Per ultima, la sallatura ad arco sommerso. È una sallatura, quindi un processo di sallatura automatico, dove si deve seguire una macchina, quindi una macchina che ha un costo relativamente alto, in quanto è una macchina automatica, però che deve essere assolutamente controllata da un operatore, e è una macchina che viene soprattutto utilizzata per la sallatura diciamo di spessori di un certo tipo, quindi di grossi spessori. Le norme del disegno tecnico, la lettura delle VPS, i patentini di saldatura. Allora, questo secondo punto è un secondo punto molto importante, dove diciamo, in questo corso andremo a trattare le norme sul disegno tecnico, quindi un buon saldatore normalmente dovrebbe conoscere le norme e soprattutto conoscere il disegno tecnico. Un buon saldatore dovrebbe conoscere il disegno tecnico e soprattutto deve conoscere le normative riferenti al disegno tecnico. Ho riportato un po' di normative, esempio la UNISO 54, 57, oppure la UNISO 128, la 2002, tutte normative che fanno riferimento a tipo di foglio, tipo di linee che si devono fare, le scale, e come si deve saper, diciamo, creare un disegno tecnico, ma soprattutto come si va a leggerlo, perché chiaramente se un saldatore non sa leggere un disegno tecnico non può neanche creare un qualcosa, no? Non può creare neanche una saldatura. Disegno tecnico in sé per sé è un disegno che viene creato normalmente da un team di progettisti, e che va a ricavare, diciamo, tutte le quote necessarie per far sì che possiamo realizzare un prodotto finito. Quindi dal disegno abbiamo la possibilità di, tramite le quote, quindi tramite le misure, di poter realizzare un qualsiasi tipo di pezzo. Poi andremo a parlare anche, quindi andremo a trattare sullo specifico delle VPS, quindi delle specifiche procedure sulle saldature. Cos'è una specifica di procedure di saldatura? È quel documento dove vengono redatti tutti quanti diciamo, i dati che noi facciamo quando stiamo per fare un saggio, e vengono riportati in questo documento. Questo documento diciamo, è quel documento che ci dice, esempio, che tipo di materiale base stiamo per utilizzare o stiamo utilizzando, il tipo di processo di sallatura che stiamo utilizzando, quindi esempio sallatura MIG-MAG, poi le caratteristiche dei giunti, seguendo, diciamo, sempre le normative, quindi la ISO 12345, porto un esempio, poi tipi di gas di sallatura, la posizione, diciamo, di sallatura, se abbiamo dei pre-riscaldi, post-riscaldi o temperature di interpass, quindi tra una sallatura e un'altra, che temperature dobbiamo mantenere per fare da una sallatura all'altra, le caratteristiche elettriche, le tecniche di sallatura e anche i parametri di sallatura. Parleremo anche del patentino di sallatura, quindi la qualifica del saldatore. La qualifica del saldatore che attualmente viene affiancata a una VPS, quindi in funzione al tipo di
procedimento che un saldatore vuole qualificarsi, dovrà fare riferimento anche a una VPS. Normalmente la VPS è aziendale e il patentino viene diciamo abbinato alla VPS dell'azienda. Poi abbiamo le simbologie delle saldature e le norme di sicurezza. Simbologie delle saldature, per forza di cose, un buon saldatore deve conoscere la simbologia delle saldature, cioè se io prendo in mano un disegno e devo eseguire una saldatura in un certo modo, dalla simbologia che mi viene applicata, come vedete qui sulla destra, quindi abbiamo la linea di freccia dove abbiamo tutti i vari simboli, quindi esempio qui una saldatura ad angolo. Se noi non sappiamo leggere la lunghezza, lo spessore di gola della saldatura, che tipo di saldatura dobbiamo fare, da che parte del giunto che dobbiamo eseguire la saldatura, non possiamo assolutamente inventarci di fare una saldatura. Quindi le simbologie vanno trattate e devono essere diciamo ben chiare. Poi abbiamo le norme di sicurezza. Norme di sicurezza. Allora, chiaro che quando eseguiamo saldature di vario genere, sia saldature con la fiamma ossicetilenica, sia la saldatura con il TIG, sia con la saldatura MIG-MAG e altri tipi, siamo soggetti a dei rischi. Quindi rischi dovuti ai gas, rischi dovuti diciamo, ai raggi UV, rischi dovuti alle onde elettromagnetiche e anche i rischi dovuti al reparto dove stiamo facendo questo tipo di lavorazione. Quindi se stiamo lavorando in un laboratorio o se stiamo lavorando in un'officina, chiaramente ci sono dei rischi. Parleremo sia delle normative, ma parleremo anche dei rischi dovuti alle, diciamo, alle procedure che stiamo utilizzando. Saldabilità dei materiali, acciai, leghe, materiali dissimili. Allora, prima di tutto, per poter iniziare a saldare, chiaramente dobbiamo sapere cosa stiamo saldando. Perché? Perché se noi non conosciamo il materiale che stiamo saldando, non possiamo neanche pensare di saldarlo. Cosa voglio dire? Voglio dire, principalmente quando noi ci approcciamo al mondo della saldatura, sappiamo che ci sono vari tipi di metalli e di leghe. Quindi metalli ferrosi, metalli non ferrosi, metalli magnetici, non magnetici, leghe, alluminio, rame. Ogni tipo di materiale, ok, deve essere saldato e diciamo trattato anche in un certo modo. Cosa voglio dire? Voglio dire che dovremo conoscere il tipo di metallo, quindi dovremo fare un percorso anche legato sulla metallurgia per poter capire che tipo di metallo possiamo saldare con quel tipo di procedimento di saldatura. Esempio, questo caso che abbiamo qui nella destra, dove si vede saldatura di un pezzo di alluminio su ottone su rame. Qui abbiamo una saldatura di materiale dissimile, quindi non proprio uguale, ma diverso. Porto l'esempio, se dovessimo saldare oppure diciamo ricoprire una lamiera di acciaio al carbonio con del materiale in acciaio inox, perché vogliamo che la parte inferiore sia in acciaio al carbonio e la parte superiore sia di acciaio inox. Dovremo conoscere che tipo di acciaio al carbonio e che tipo di acciaio inox possiamo utilizzare. E cosa possiamo dire?
oltre a il tipo di materiale di base, dovremo anche conoscere il tipo di materiale d'apporto utilizzabile per poter far questo. Gli elementi di sallatura MIG-MAG, elettrodo, TIG e ossia acetilenica. Allora, elementi, cosa si intende? Si intende, stiamo parlando di procedimenti di sallatura che hanno bisogno di determinati tipi di macchine per far sì che noi eseguiamo queste sallature. Andremo a verificare gli impianti, quindi andremo a verificare come sono composti gli impianti per la sallatura, se questi impianti hanno bisogno, sono in corrente continua, sono in corrente alternata, se sono impianti che hanno bisogno di carrelli aggiuntivi, se sono impianti che hanno bisogno di gas o non di gas. Andremo anche a controllare tipo per tipo di cosa sono composti, quindi verificheremo tutte le loro parti, sia nella sallatura MIG-MAG, sia nella sallatura elettro, che anche in TIG e a gas. Poi abbiamo manutenzione delle macchine. Allora, nella manutenzione delle macchine vi spiegherò quali sono le manutenzioni ordinarie e quali sono le manutenzioni straordinarie. Tanto per capirci, manutenzioni ordinarie che possiamo fare noi, manutenzioni straordinarie che non possiamo fare noi, ma che dovremo chiamare un addetto specializzato. Quindi andremo in laboratorio, nelle manutenzioni ordinarie, vi verrà spiegato mensilmente, settimanalmente, giornalmente, cosa bisogna fare per avere una macchina sempre efficiente, produttiva e che non crei problemi. Mentre nelle straordinarie vi spiegheremo dei casi proprio limiti quando noi non possiamo metterci le mani, sempre con le modalità legate alla sicurezza, alle normative di sicurezza. Poi andremo a vedere gli impianti di sallatura, quindi i componenti, le caratteristiche elettriche, quindi la parte proprio elettrica interna delle macchine, le componenti, come sono strutturate, soprattutto le componenti quelle che si usurano di più, quindi le torce, esempio, all'interno delle torce abbiamo le guaine, i tubi dell'acqua e tutto quello che c'è all'interno di una macchina. Quindi andremo a spulciare un po' in giro per capirne qualcosa per ogni tipo di processo di sallatura che ho elencato. Materiali d'apporto e tipologie di sistemi di trasferimento. Quindi andremo a conoscere tipi di materiale d'apporto, sia per la sallatura ad arco, quindi elettrodo rivestito, tipi di materiale d'apporto per la sallatura MIG-MAG e tipi di materiale d'apporto per la sallatura TIG. Chiaramente verrà elencato verranno elencate sia le tipologie di materiale d'apporto per la sallatura di acciaio, di alluminio, di acciaio inox e anche per la sallatura ossia acetilenica. Tipo di trasferimento, quindi come andremo a studiare più che altro come le macchine trasferiscono il materiale d'apporto diciamo nel cordone di saldatura, in che modalità, in che amperaggio e come andranno anche regolate le macchine e quali saranno i tipi di trasferimento più adatti al nostro tipo di lavoro. Tipologie di gas per la saldatura. Andremo a vedere sia la colorazione per tipo di tutte
le bombole che vengono utilizzate per i gas per saldatura, i gas per taglio, quindi anche nell'ossitaglio. Andremo a capire come si fa a leggere l'etichettatura che troviamo sopra, diciamo, nelle bombole di gas. Andremo a conoscere i gas, la loro pericolosità, quale gas serve per la saldatura ossicetilenica, quale gas serve per la saldatura MIG-MAG, che tipo di miscele, come andranno regolate le portate, diciamo, litri al minuto dei gas, come si devono utilizzare, soprattutto come devono essere messe a riparo e essere utilizzate le bombole, perché contengono gas ad alta pressione, quindi hanno una certa pericolosità, dove devono essere stipate e soprattutto come dobbiamo maneggiarle, perché le bombole, come sappiamo molto bene tutti, possono contenere gas esplosivi. Poi andremo a vedere tipi di giunti, quindi quali sono i tipi di giunti che noi possiamo fare in saldatura. Esempio, giunto testa a testa, piena penetrazione, come questo qui che vediamo in figura, giunto testa a testa, parziale penetrazione come questo, giunto a T, ok, parziale o piena penetrazione, giunto a cordone d'angolo, tutti i vari tipi di giunti, e poi andremo anche a vedere, diciamo, sia la simbologia inerente al tipo di giunto che stiamo per fare, tipo questo, giunto a V, indica una saldatura a V, quindi con la preparazione dei lembi a V, e in più vi spiegherò come si dovranno preparare le superfici, soprattutto i lembi dei nostri pezzi, quindi del materiale di base, per la saldatura. Che tipo di pulizia bisogna creare sul materiale di base, che tipo di giunto sarà da preparare in funzione al tipo di spessore che stiamo trattando, e in diverse modalità, cioè se stiamo trattando acciaio inox, se stiamo trattando alluminio, se stiamo trattando acciaio e carbonio. Poi andremo a vedere i difetti dei cordoni di saldatura, quindi tutti i tipi di difetti. Esempio, le criche a caldo, le criche a freddo, le porosità, le incollature, le incisioni marginali, tutti i difetti che possono verificarsi in un cordone di saldatura e soprattutto il perché vengono fuori questi difetti. Chiaro che quando già noi conosciamo la problematica che possono creare i difetti, poi anche noi staremo molto più attenti nella fase di preparazione del materiale di base e anche nella fase di preparazione del tipo di processo di saldatura che facciamo, quindi regolazione della macchina, quindi regolazione del gas, controllare tutti i parametri che siano dei parametri corretti. Andremo a vedere anche quali sono i metodi per il controllo delle saldature in funzione dei spessori, in funzione anche di altri parametri, quindi quando si possono utilizzare determinati tipi di metodi e quando possiamo utilizzare altri tipi di metodi. Esempio, radiografie, ultrasuoni e liquidi penetranti e quant'altro. Allora, alla fine possiamo dire che ci saranno diciamo, 10 ore di lezione in modalità FAD su questo percorso di saldatura, e il rimanente
diciamo, di laboratorio. Ora vi faccio vedere un video dove ho girato nel laboratorio di Cittadella di come è strutturato e dove andrete a fare, finita diciamo le ore di FAD, dove andrete a fare la parte pratica, quindi di laboratorio. Buongiorno a tutti, sono Fulvio Micheletto, sono docente qui all'ENEL di Cittadella e vi sto per illustrare come è strutturato il laboratorio di saldocarpenteria che abbiamo. Prima di tutto partiamo da una macchina che serve per cesoiare le lamiere e questa macchina serve assolutamente per fare tutte le varie campionature di pezzi. Poi abbiamo lamiere di vario tipo, sia lamiere in acciaio carbonio che lamiere in alluminio che in acciaio inox, mentre poi in questo reparto andremo a fare le varie prove, quindi con saldatrici a elettrodo rivestito, con saldatrici MIG MAG e TIG. Tutti i box per la saldatura sono completi di aspirazione per i fumi, quindi qui si possono fare tutte le prove del caso senza aver nessun tipo di problema per i fumi. Abbiamo una pressa per fare le prove di piega, quindi quando si deve fare le prove di piega. In più abbiamo anche gli aspiratori per fare le smerigliature, come vedete qui in fondo. I ragazzi o i discenti faranno tutte le prove di saldatura, verranno su questi banchi a verificare l'operato che hanno fatto, che hanno svolto, e da qui si faranno tutti quanti, diciamo, le osservazioni del caso. Ecco, in questo reparto abbiamo anche la saldatura ossea acetilenico, come vedete, quindi possiamo fare tutti i tipi di saldatura anche a gas. Su ogni box abbiamo una lancia apposta. Come vi ho già spiegato, vi ho fatto una panoramica su diciamo, quello che andremo a trattare su questo corso. Chiaramente, come tutti i corsi, come succede in tutti i corsi, se qualche diciamo qualche discente ha bisogno di perfezionare magari la tecnica, oppure vuole imparare in modo più specifico un sistema, quindi esempio la saldatura TIG al posto della saldatura MIG, è possibile farlo, quindi nel frattempo si fa il percorso, diciamo, che vi ho già delucidato, e magari nella fase di diciamo
di fine corso si dedica un tempo a chi preferisce fare, ad esempio, il TIG o a chi preferisce fare più MIG. Questo è un sistema che io adotto e credo che anche i miei colleghi adottino, perché non tutti a volte vogliono fare sempre tutto, ma vogliono fare magari in parte quello che gli interessa di più, giustamente. Per quanto riguarda il patentino di sellatura, verranno raggruppate più persone che vogliono fare il patentino in un determinato momento, quindi in funzione anche di quando si possono organizzare, diciamo, tutte le persone che si occupano di questo, e verranno fatte delle prove in dei giorni diversi, delle prove di sellatura per verificare che voi, diciamo, il tipo di patentino che volete fare, le prove servono per vedere e per realizzare dei provini che siano dei provini ad hoc. Patentino di sellatura è diciamo, un documento che viene redatto in funzione di una VPS. Allora, normalmente viene redatto in funzione di una VPS aziendale, però si può anche fare un patentino su una VPS ad hoc. Dov'è la differenza? La differenza è che se la VPS è aziendale, il patentino, la richiesta di patentino può essere fatta dal saldatore e chiaramente dall'azienda. Se il patentino lo vuole fare un saldatore ma non sta lavorando, non è collegato questo patentino a una VPS aziendale, ma è collegato a una VPS, punto. Cosa cambia? Cambia che quello aziendale lo mette subito in pratica perché è dentro l'azienda e viene utilizzato nell'azienda, mentre se non ha il lavoro in quel momento che vuole fare il patentino, in qualsiasi caso ha un qualcosa che figura che oltre a un corso, diciamo, al corso di formazione ha ottenuto anche un patentino. Quindi già se si deve proporre su qualche azienda, si propone con un patentino, che è ben diverso di proporsi senza, quindi ha una qualifica in più. Il patentino viene rilasciato non, diciamo, nel PED, quindi nei recipienti a pressione, ma negli altri tipi di prodotti, può essere rilasciato direttamente da me, e in quanto diciamo, sono qualificato per questo. Chiaramente io mi dovrò affidare a una VPS o una VPS redatta da un'azienda, quindi in base alla VPS aziendale io andrò a fare le prove con le prove di qualifica con il saldatore, oppure si creerà, come dicevi tu, una VPS e questo diciamo, saldatore avrà un patentino in funzione della VPS che abbiamo creato ad hoc per lui. Chiaro che, come dicevi tu prima, dipende molto da cosa vuole il saldatore, se si sta migliorando per se stesso o se si sta migliorando per l'azienda, perché per quanto poco un patentino è una cosa che migliora moltissimo un saldatore, chiaro. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Tutti ragazzi, arrivederci.